Bene che adesso ci sia anche questo manuale operativo, perché ci permette magari di prendere in esame le varie situazioni e trovare una soluzione, anche perché non è prescrittivo e non dà delle soluzioni uguali per tutti, ma mette in condizioni anche i dirigenti di trovare la soluzione più adatta a seconda delle esigenze. In effetti le scuole non sono tutte uguali, ci sono aule molto capienti, altre meno, classi numerose, altre meno, per cui ogni situazione è diversa l'una dall'altra e questo ci permetterà di trovare la soluzione più adatta. L'assessora alla scuola Cristina Piva ha iniziato nelle scorse ore i colloqui con i presidi dei plessi scolastici comunali per analizzare il nuovo manuale operativo scritto dalla Regione Veneto per organizzare il rientro a scuola a settembre. I colloqui continueranno anche nei prossimi giorni, ma adesso ci sono delle indicazioni più chiare per le modalità di accesso in classe degli studenti. Il Comune di Padova insieme ai presidi cercherà nuove aule per suddividere gli alunni, questo per quanto riguarda le elementari, diversa la situazione per nidi e materne comunali. Noi come Comune stiamo aspettando delle linee guida per scuole dell'infanzia e i nidi, ma sembra che la cosa non sia così determinata come nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, per cui il nostro personale c'è e non avremo grandi difficoltà. L'assessore Piva però torna anche a chiedere la possibilità di assunzioni tra il personale ATA in vista dell'aumento delle pulizie necessarie per sanificare gli ambienti scolastici più volte durante la giornata. Io credo che il personale ausiliario ce ne sia bisogno veramente in numero notevole, perché non si può pensare di avere un distanziamento tra alunni e poi non curare la pulizia anche durante la mattinata di bagni, di maniglie, di porte.